Mercoledì 21 ottobre, benvenuti a Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi, buongiorno. Oggi parleremo delle discariche a cielo aperto che purtroppo, caratterizzano Catania, poi ancora di edilizia green e del nuovo romanzo noir poliziesco di Roberta Castelli. Ma innanzitutto la cronaca delle ultime ore. Giovanni Salamone, che è reo confesso del femminicidio della moglie, ha tentato il suicidio nel carcere di Alessandria, dove è detenuto dalla polizia penitenziaria, ha bloccato in tempo il gesto dell'Agrigentino. Mi sento depresso, ho dei debiti, ho fatto una cavolata. Così ha risposto e ripetuto Giovanni Salamone, 61 anni, l'imprenditore agricolo di Agrigento, reo confesso dell'omicidio della moglie Patrizia Russo, 53 anni, anche a lei di Agrigento, uccisa all'alba di mercoledì scorso nella loro camera da letto a Solero, in provincia di Alessandria. Verosimilmente tale stato depressivo e di disperazione conseguente a quanto accaduto ha indotto l'uomo a tentare il suicidio nel carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria. Ha approfittato dell'assenza del compagno di cella in doccia e si è legato al collo un cappio rudimentale ricavato con delle lenzuola. Gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno bloccato in tempo. Il dirigente del sindacato di categoria OSAP, Leo Breducci, sottolinea: è stato un intervento encomiabile, nonostante la penuria di strumenti organici, donne e uomini del corpo continuano a fare in fondo il proprio dovere con la massima professionalità. Il maltempo sembra passato, anche se è tornato a piovere in alcune zone della Sicilia. I temporali di sabato naturalmente hanno lasciato danni e disagi. Oggi riunione della giunta regionale a Palermo, convocata d'urgenza per i primi stanziamenti per il risanamento. Il maltempo allenta la sua presa sulla Sicilia, ma lascia dietro di sé una lunga scia di danni e disagi per superare i quali non basteranno 48 ore. A Licata nell'Agrigentino il fiume Salso è tornato a scorrere entro gli argini, ma l'esondazione ha paralizzato economia e servizi. Si lavora con ruspe e pale meccaniche per liberare il mercato ortofrutticolo, ma non soltanto quello. A Lagata c'è anche la stazione ferroviaria. Corsa contro il tempo per liberare dal fango 2 istituti scolastici e le strade di accesso e deflusso per permettere la ripresa delle attività didattiche. È tornata alla normalità invece la situazione all'aeroporto di Palermo, chiuso per allagamento. Bus dell'AST hanno portato i passeggeri da Palermo a Trapani mentre venivano risolti i problemi in aerostazione, dove si è assistito anche a numerosi blackout, almeno 3. Si valutano i danni alla viabilità nell'Ennese e nel Nisseno, dove si transita ma a velocità ridotta e con tratti a doppio senso di circolazione alternata. Limitazioni al traffico invece a Bonpietro nel Palermitano per colpa di una frana che ha invaso la sede stradale. Intanto è già tempo di conta dei danni. Il presidente della regione Renato Schifani ha convocato una giunta regionale d'urgenza per valutare la situazione. Molti tecnici sono al lavoro proprio per la stima dei danni e che, ripeto, sono un po' diffusi su tutta la Sicilia, ma non sono incendi. Ci aspettavamo degli effetti più forti che per fortuna non si sono avuti. Una situazione anche nel catanese diffusa di danno. Catania città, come abbiamo visto, si è allagata in diverse aree, ma anche tutti i paesi dell'Interland. Conta dei danni anche dopo la tromba d'aria a Portopalo, dove si sono registrate le raffiche di vento più forti della regione, anche se non è l'unica zona dove il vento ha fatto forse più danni dell'acqua. Nonostante le piogge copiose, però, poca acqua negli invasi che necessitano di piogge meno violente e più durature per innalzarsi. L'acqua però ha dato almeno respiro alle campagne assetate. A Catania, dopo l'alluvione di sabato, con il maltempo che, come sentivamo poco fa, ha colpito pesantemente, con diverse strade che sono diventate fiumi, adesso è tempo di rimettere le cose a posto e naturalmente ci si domanda perché ci si riduce sempre così. Passata l'emergenza, la domanda che un po' tutti si fanno è: perché Catania si riduce così? La CGIL ricorda le vittime di 3 anni fa. La pioggia di sabato non ha causato perdite umane, dice Carmelo De Caudo, segretario del sindacato, ma ha messo a rischio persone e cose, con la città ingabbiata nella lentezza a reagire al rischio idrogeologico. Sui social l'intervento del sindaco trentino, che spiega: gli allagamenti non sono prodotti solo dalle acque di pioggia, ma provengono da tutti i comuni della cinta urbana, e aggiunge: non c'entrano niente le catitoie otturate, nessuna catitoia è ostruita, sono tutte quante pulite. La verità è che non ce la fanno a intercettare questo flusso d'acqua enorme che giunge da monte. Tutto il frutto di
diciamo una concezione del passato che non sempre è riferita ad errori, ma anche al fatto che comunque il cambiamento climatico mette del suo. Oramai le piogge di adesso non erano certamente quelle dell'altro ieri. Adesso noi con l'università stiamo cercando di capire cosa si può fare, ma è certo che non si potrà fare nulla nel brevissimo periodo. Dobbiamo essere in condizione di programmare per arginare questo fenomeno il prima possibile. Per Tuccio D'Urso, ingegnere, già direttore generale del comune ai tempi di Scapagnini, basterebbe poco per porre un rimedio alla situazione. Si possono fare una decina di piccoli interventi, fra cui allargare il canale che passa dal villaggio Santa Maria Goretti, il canale che passa sotto la pescheria, la Menano, facendolo diventare almeno 5 volte più grande per non allagare più la pescheria. Si può collegare Piazza Stesicoro alla fognatura di Corso Sicilia. E sempre a Catania adesso incontriamo Angela, la generosa nigeriana che ha salvato l'uomo travolto dalla furia dell'acqua in via Etnea a Catania. Eccola. È tornata al lavoro come un giorno normale. La incontriamo dietro al bancone del bar dove lavora. Angela è la giovane nigeriana che ha salvato un uomo travolto dalla furia dell'acqua in via Etnea. Stavo male, nessuno lo volevo aiutare, quindi mi sono preso questo coraggio a aiutare. Per me il mio pensiero era per salvare la nostra sedia, il nostro tavolino. Quindi ho visto che lui scivolava con l'acqua, che l'acqua stava portando via con i motocicli e ho dovuto aiutare questa signora. Per me era una prova, ho detto va bene, vediamo se mi riesci a aiutare, a spingere, perché ho visto che le signore stavano male, scolavo sangue dal naso. Quando l'ha portato in salvo cosa gli ha detto? Non ha mai detto niente, non lo so che fine ha fatto questa signora. Non l'ho visto più. Ma per lei è stato normale, insomma, soccorrere una persona che stava male? Le era mai successo? Sì, è la prima volta? A me io sono felice, sono contenta, sono felice e contenta che ho salvato qualcuno. Lei oggi è venuto per ringraziare? Guarda quella ragazza. Perché io mi trovavo sopra, è stato un eroe, proprio a salvare una vita così e si è messo in pericolo praticamente, no? Oggi anche il sindaco Trantino e il prefetto Librizzi sono andati a salutarla, ma per lei ci sarà un riconoscimento ufficiale al comune. Complimenti a Angela, adesso è il momento di dare un'occhiata ai nostri quotidiani siciliani. A te Emanuela. Sì, Michele, partiamo dalla prima pagina della Sicilia. Naturalmente il tema del meteo e delle alluvioni è in primo piano. A Licata conta dei danni nel fango e poi si parla anche del resto d'Italia, soprattutto l'Emilia Romagna ancora sott'acqua. Muore un ragazzo di 20 anni. Il ministro Musumeci, interventi straordinari. Poi un'altra notizia in primo piano riguarda il depuratore di Noto, inquinamento colposo, Noto sigilli al depuratore, indagati pure 2 sindaci. Vediamo le altre notizie nel taglio centrale, intanto la sfida di Meloni e il monito della Colle, scontro governo toghe, la Premier prepara il decreto Albania bis. Il caso poi della mail del PM dove parlava proprio della Premier e poi Mattarella che chiede che le istituzioni non siano di parte. A Verona il caso di a proposito di migranti, di stranieri, un ragazzo del Mali che aggredisce gli agenti e rimane ucciso, fa discutere il post, le parole del ministro Salvini che dice non ci mancherà. E poi c'è il Medio Oriente con Israele che non allenta la pressione, altro raid e decine di morti a Gaza, mentre la fotonotizia invece di oggi è dedicata alla Catania che alla fine pareggia contro il Foggia, che rimonta il titolo. Catania pareggia 2-2 a Foggia al 93esimo sotto di 2 reti. La reazione arriva nel finale, Provvidenziali inglese e Di Gennaro appunto che siglano i 2 gol del pareggio. E poi per quanto riguarda la cronaca invece ad Alessandria, uxoricida agrigentino tenta il suicidio in cella. Giovanni Salamone, la protesta dei legali che parlano di rischio annunciato perché appunto psicologicamente non stava bene.
E poi a Taormina, questo caso incredibile, gonfiore all'addome, invece era un tumore che pesava 16 kg, è stata salvata una donna australiana. Andiamo a vedere all'interno alcuni approfondimenti e quindi sicuramente la notizia in primo piano con la conta dei danni, soprattutto nell'Agrigentino, a Licata, nel fango. La conta dei danni, ma non utilizzati i fondi del 2016. L'esondazione del Salso, anche sindaco e cittadini a spalare il fango, l'accusa di Candiano del Movimento 5 Stelle. E poi in generale la situazione in Sicilia con strade chiuse, treni sospesi. Oggi torna l'allerta arancione, ma in altre regioni. Il maltempo ha concesso una tregua di 24 ore, ma oggi torna la paura per la protezione civile. Scatta di nuovo l'allerta arancione su ampi settori dell'Emilia Romagna, Lombardia meridionale e sui settori centrali e meridionali del Veneto, mentre allerta gialla su Sicilia orientale. A Enna, cos'è accaduto? Enna rimane senza una via d'accesso, paura per il costone pericoloso. Il crollo della via Pergusa, 15 anni dopo la panoramica, il sindaco Di Pietro, primi impegni dalla regione. Vediamo qui appunto questo crollo che ha praticamente interrotto il passaggio in questa via per raggiungere la città. Poi vediamo l'altra notizia in primo piano dalla prima pagina: inquinamento colposo, noto sigilli al depuratore. L'inchiesta, indagati i vertici Aspecon, il sindaco Figura e l'ex Bonfanti. La tesi dei PM, reflui urbani a mare senza controlli, e un'altra SAI 8. E poi restiamo su questa pagina per parlare dell'ultima vittima di un incidente sul lavoro, un forestale che è morto. Le richieste di CISL e CGIL all'indomani del tragico incidente che è costato la vita sabato a Tortorice a un operaio forestale. Lui si chiamava Sebastiano Calà Campana, era prossimo alla pensione tra l'altro, e viaggiava assieme ad altri 2 forestali che sono rimasti feriti su un mezzo dell'antincendio precipitato da un viadotto. Appunto, le note di solidarietà alla famiglia da parte dei sindacati. E poi questa storia che arriva da Taormina di questa donna che va in ospedale con questo gonfiore all'addome, ma si trattava di un tumore del peso di 16 kg. Il delicato intervento è stato effettuato su una signora originaria dell'Australia ma residente in una cittadina della Valle dell'Alcantara. Una volta capita la natura appunto di questo rigonfiamento, è stata l'equipe del reparto di chirurgia ad indirizzo oncologico ad intervenire. Poi vediamo ancora, per quanto riguarda la cronaca, il caso di Giovanni Salamone, l'agrigentino che ha ucciso la moglie in Piemonte. Tenta il suicidio in carcere l'agrigentino che uccise appunto la moglie. Lui era recluso ad Alessandria. Ora più controlli e perizia medica anche sulla scorta di quello che è stato chiesto dai legali dell'uomo. E poi restiamo sempre qui, una notizia che abbiamo visto in prima pagina ma la vedremo magari meglio dopo con la rassegna stampa nazionale. Aggredisce gli agenti, uno lo uccide, un giovane migranti del Mali con precedenti per traffico di droga, era armato di coltello. E Salvini che scrive: non ci mancherà grazie ai poliziotti. La prima pagina di Catania, della Sicilia di oggi, e vediamo un fiume di polemiche. Catania di nuovo sommersa dall'acqua dopo questo nubifragio di sabato. Il nodo via Etnea, il sindaco nega l'assenza di manutenzione, caditoie pulite, dice semmai è insufficiente la rete fognaria, ma c'è chi contesta l'immobilismo ventennale sulle opere. E andiamo quindi all'interno. Allagamenti in città, la versione di D'Urso, ex dirigente al comune. 24.000 caditoie, dice, sono ostruite da 20 anni, quindi un po' sconfessando le parole di Trantino. I collettori colossali presenti non funzionano a causa delle piccole opere che non sono mai state fatte. Queste appunto le sue parole. Qui vediamo
una foto di quello che è accaduto sabato, con la gente praticamente che attraversa la via Etnea con l'acqua fino alle ginocchia. E poi l'8 rifiuti, pulizia straordinaria dopo il nubifragio, e qui vediamo ieri, dopo la tempesta, i cumuli di rifiuti ammassati da tutte le parti nella città. La Gazzetta del Sud, vediamo la prima pagina, con Messina alle prese con il caso del caso PRG, il piano regionale generale. Il comune ha rallentato l'iter dal momento in cui è tornato in scena il ponte. La regione siciliana sollecita l'aggiornamento del nuovo strumento urbanistico fermo da parecchi anni. E poi lo street food, che è protagonista della città dello Stretto, sarà presente anche nel prossimo weekend. Ancora vediamo altre notizie. Ad Aliterme, terre con arsenico nei cantieri di Nizza con il raddoppio delle ferrovie dello Stato. Consiglio urgente, richiesto appunto questo consiglio sul tema dei materiali di scavo derivanti dai cantieri di Nizza per il raddoppio della ferrovia, in merito ai livelli di arsenico che sono superiori ai valori limite. E poi a Milazzo i farmaci scaduti al pronto soccorso, riflettori puntati sull'ASP. L'azienda sanitaria dovrebbe oggi comunicare informazioni e decisioni appunto su questo caso che è scoppiato. A Patti, emergenza idrica, ora si teme invece un razionamento. Andiamo a vedere all'interno qualche notizia. Intanto il piano regolatore che resta in stand-by. Nell'ambito delle osservazioni prodotte in sede di conferenza dei servizi sul ponte, la Regione ha intimato al Comune necessario l'aggiornamento dello strumento urbanistico. Le linee portanti della variante generale risalgono all'epoca di Accorinti, del precedente sindaco di Messina, poi rivedute e corrette, ma senza il collegamento stabile. E poi vediamo ancora il maltempo. Siamo nelle isole Eolie, a Ginostra, nel borgo di Stromboli. Ginostra è in ginocchio e chiede aiuto. L'emergenza non può essere affrontata dalla sola macchina comunale. Il sindaco di Lipari Gullo chiede alla Regione l'attivazione dello stato di emergenza e sollecita l'intervento del Genio civile. Vi facciamo vedere queste foto. Ancora una volta Stromboli invasa da detriti e fango dopo una alluvione. E poi vediamo ancora il caso del forestale che ha perso la vita, il tragico volo del mezzo dal viadotto. Tutta Tortorici piange Calà Campana. L'incidente di sabato con l'autobotta in cui ha perso la vita il 61enne oricense, l'operaio della forestale, tra pochi mesi appunto sarebbe andato in pensione. Dicevamo che era assieme a due colleghi. Al Policlinico di Messina c'è un collega 56enne che è in condizioni stabili, l'altro di 60 anni invece è a Sant'Agata con fratture e traumi. Poi la siccità, tra le tante misure che la Regione vuole adottare per prevenire e contrastare la crisi idrica, ci sono aiuti anche per le lavastoviglie. Arriva il bando dalla Regione per combattere la siccità, possibile assegnare 200 euro a 968 famiglie proprio per acquistare delle lavastoviglie che consentirebbero di risparmiare un bel po' di acqua. A beneficiare degli aiuti possono essere solo persone fisiche residenti in Sicilia che non abbiano riportato condanne penali. Questo è uno dei requisiti. E andiamo a vedere questa notizia che la troviamo anche sulla prima pagina del giornale di Sicilia. Intanto eccola qui, Regione, contributi a chi comprerà una lavastoviglie. Le nuove frontiere della lotta alla siccità. La norma è in una legge approvata all'ARS ad agosto, in arrivo il bando col regolamento, ma i fondi stanziati però sono esigui, 200 euro a poco meno di 1000 siciliani che evidentemente risultano insufficienti. E poi vediamo invece l'apertura con l'aeroporto in primo piano. Punta Raisi affoga nel caos.
sale allagate ed evacuate, blackout totale, 19 voli cancellati o dirottati e il disastroso bilancio del temporale di sabato. L'aeroporto in tilt per l'acquazzone accende le polemiche. La GESAP, che gestisce appunto lo scalo, dice: la lezione ci servirà, ma abbiamo retto. Schifani, faremo piena luce, il nodo di una governance monca. E poi ritardi a catena, ieri un guasto ai radar a Milano paralizza gli aerei invece della Nord, quindi altri disservizi aerei non legati al maltempo ma ad un guasto appunto. E poi si spala il fango, tante le strade bloccate in Sicilia, danni per 10 milioni, le zone più colpite sono Licata e la Sicilia centro-orientale. Poi vediamo ancora altre notizie, il calcio, il Napoli a centro pagina in questa fotonotizia, in testa da solo, l'Inter che spugna Roma, questo per quanto riguarda la Serie A, e poi l'ultima notizia che vedremo meglio tra poco, i centri in Albania, contromossa sui migranti, il governo vara un decreto. Grazie Emanuela, torneremo tra poco ai quotidiani nazionali. Intanto diamo un'occhiata al traffico con l'aiuto della polizia stradale. Da Giardini Naxos ci colleghiamo in diretta con l'assistente capo del coordinamento Giuseppe Arena. Buongiorno dottore, ci dica pure come stanno le cose per il traffico stamattina? Buongiorno ai telespettatori. Il traffico stamattina presenta qualche criticità dovuto alle condizioni del traffico del meteo avverse. Segnaliamo tra Paese Etnea e San Giorgio, direzione Siracusa, dei rallentamenti per traffico intenso. E ovviamente bisogna prestare massima attenzione sulla A18 DIR, direzione Catania, per rallentamenti e intenso traffico zona Canalicchio. Viene segnalato un incidente stradale tra Gravina e San Giovanni Calermo, direzione Siracusa, in fase di risoluzione sul posto già la polizia stradale per i rilievi. Sulla 19 Catania-Palermo segnaliamo la chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita, quindi direzione Palermo, l'uscita consigliata per raggiungere Enna rimane lo svincolo di Mulinello o di Taino. Sulla strada statale 121, la Catania-Paternò, code e rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco. Segnaliamo inoltre un sinistro stradale allo svincolo di Roccalumera, direzione Messina, anche questo in fase di risoluzione, sul posto i colleghi per i rilievi. Segnaliamo comunque una condizione meteo avversa, quindi suggeriamo la massima prudenza agli automobilisti, quindi prestare sempre la massima attenzione. Segnaliamo inoltre sull'autostrada A20 Messina-Palermo la condizione di criticità nella galleria Calavà, quindi il traffico viene mantenuto contingentato a seconda degli orari, e per quanto riguarda avere delle informazioni più dettagliate vi rimandiamo al sito del Consorzio delle Autostrade Siciliane. Per quanto ci riguarda stamattina è tutto, grazie e buona giornata, buon viaggio. Grazie a lei, naturalmente informazioni e raccomandazioni molto utili. Adesso diamo un'occhiata in diretta al tondo Giovenni di Catania. Ecco, vedete, c'è un bel po' di traffico già a quest'ora e in una direzione addirittura siamo quasi paralizzati, anche per i semafori pedonali che ci sono lì. Comunque, adesso invece facciamo una pausa, tra poco con la nostra Emanuela Corsi vedremo i quotidiani nazionali, dopodiché parleremo di discarica a cielo aperto, perché certamente il maltempo ha complicato le cose per quanto riguarda la situazione della nettezza urbana, diciamo pure della sporcizia a Catania. State con noi, a più tardi, buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia, informiamoci subito con i quotidiani nazionali con la nostra Emanuela Corsi. A te Emanuela. Sì, ripartiamo con il resto del Carlino. In primo piano c'è il maltempo che sta flagellando soprattutto il centro-nord e quindi vediamo la fotonotizia: diluvio urbano, nuova alluvione in Emilia-Romagna, ancora la regione più colpita, un morto e 3.000 evacuati. Bologna sommersa. Vediamo la slavina d'acqua sul capoluogo in 6 ore, la pioggia di 2 mesi. La vittima, per quanto riguarda appunto il ragazzo che è morto, è un 20enne travolto dal fiume in piena. L'esperto dice cambiata la violenza delle precipitazioni. Andiamo a vedere anche il Corriere della Sera. Anche qui alluvione in Emilia, c'è un morto a Bologna. Vediamo queste immagini impressionanti delle auto che sono letteralmente sommerse. Addirittura guarda, questo autobus è praticamente sommerso per metà appunto dall'acqua, e qui la gente che spala il fango per le strade del capoluogo. E poi c'è un'altra notizia oggi in primo piano: c'è questo scontro tra governo e ancora magistratura. Meloni all'attacco sui magistrati, un nuovo duello. Mail di un giudice che scrive: la Premier peggio di Silvio Berlusconi, e lei la pubblica, e questo diciamo ha un po' acceso ulteriormente gli animi, con Tajani che commenta parole inaccettabili. E poi c'è il Presidente della Repubblica Mattarella che però invoca la collaborazione tra le istituzioni, dice è essenziale. E ancora gli sbarchi, la democrazia, i poteri e i limiti da non superare. Cos'è che ha inasprito gli animi nuovamente tra governo e magistratura? Questi 16 migranti che sono stati mandati in Albania, secondo i giudici di Roma, però era illegittimo e quindi sono rientrati in Italia. E poi, a proposito di migrante ucciso in stazione, aveva aggredito gli agenti. Dure le parole del ministro Salvini, che dice non ci mancherà una frase shock che ha subito scatenato la bufera. Andiamo a vedere un po' di questi argomenti all'interno. Intanto ecco qui questa immagine di Bologna sott'acqua, un morto e 3.000 sfollati. Esondazioni in città, rabbia e accuse. Il sindaco: limitati i danni. In Emilia-Romagna questa è la 4ª alluvione che accade in un anno, e poi ci sono stati anche crolli in Liguria, un'altra regione colpita appunto da questi nubifragi. E poi la nostra macchina travolta dal fango, questa la testimonianza. Poi Simone è sparito, parla il fratello della vittima, del 20enne che appunto è morto. Pensavamo di farcela, dice questo ragazzo, stavamo tornando a casa, poi una valanga ci ha presi in pieno, io sono uscito dal finestrino e mi sono aggrappato ad un ramo. Questo è il racconto appunto degli ultimi minuti, e poi la sparizione del fratello. E cosa sta accadendo? Parlano gli esperti. Questi nubifragi così violenti sarebbero l'effetto dei mari più caldi. Il climatologo dice le temperature elevate favoriscono appunto eventi estremi. Il ruolo poi degli Appennini che fanno da tappo, perché la domanda è come mai proprio l'Emilia-Romagna è una delle regioni che viene colpita frequentemente da questi eventi estremi. Si forma appunto questo tappo con gli Appennini, si chiama effetto Stau, cioè quando una realtà ha una barriera montuosa che non permette alla precipitazione di proseguire e scaricare ingenti quantità di acqua. La stessa si verifica anche in Toscana e in Liguria. Poi vediamo Libero, la prima pagina. Le dichiarazioni di guerra dei giudici anti-Meloni, consentire gli sbarchi, influenze trampiane sull'Italia, deriva autoritaria, altro che imparzialità. Ecco come le toghe parlano del governo di centrodestra. E poi interviene Mattarella: le istituzioni non si limitino a visioni di parte.
Vediamo La Stampa, stesso tema in apertura, Meloni, i giudici contro di me, migranti, oggi il decreto sui paesi sicuri per stoppare le sentenze come l'ultima che ha creato il caos col governo. Mattarella avverte, serve il dialogo. E poi la Premier che rilancia la mail di questo magistrato che l'accusa dicendo che è più pericolosa di Berlusconi. Schlein, basta vittimismo. E poi sempre su questa pagina vediamo anche il reportage sulla Stampa. Nella Moldavia sospesa tra Putin e l'Europa, il referendum incerto fino all'ultimo voto, questo testa a testa tra sì e no per entrare in Europa, quindi la Moldavia appunto che si scontra se restare in Russia o invece entrare in Europa. Andiamo a vedere la Repubblica, l'alto là di Mattarella, appunto le parole del nostro Presidente della Repubblica, il suo richiamo dopo lo scontro sull'Albania: le istituzioni non si limitino a visioni di parte, il governo ancora all'attacco delle toghe, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto per modificare le norme su migranti e paesi sicuri. E poi c'è un'intervista al Presidente del Senato La Russa: i magistrati devono rispettare la destra che ha vinto. Poi il caso di questo ragazzo che è stato ucciso da un agente dopo l'aggressione, le frasi shock di Salvini non ci mancherà. Vediamo all'interno il richiamo di Mattarella: istituzioni di tutti, basta conflitti. Nelle ore dello scontro tra Premier e magistrati, il Presidente da Bari lancia un appello alla mediazione tra i poteri dello Stato. No a visioni di parte, collaborare rafforza la democrazia. E poi la preoccupazione del Colle per questo decreto Albania che può andare contro i principi dell'Unione Europea. Le istituzioni, queste sono le parole di Mattarella, appartengono alla collettività, la collaborazione e la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento. Ci sono momenti in cui non ci si può limitare ad affermare la propria visione, approfondendo solchi e contrapposizioni, ma occorrono mediazione e sintesi. E poi l'atto di accusa dei vescovi che sul tema migranti dicono: i migranti non sono pacchi. Il vicepresidente della CEI Savino: attenti allo scontro tra poteri, la democrazia così rischia. Dicevamo, c'è un'intervista anche al Presidente del Senato La Russa, oggi su Repubblica: vogliamo rispetto dai magistrati, riscrivere nella Carta i confini tra i poteri. Insomma, la linea del governo sembra molto chiara in questo senso. E poi Meloni che oggi varerà il decreto Albania, sfida a giudici e Unione Europea sui rimpatri. Oggi il Consiglio dei Ministri appunto per la legge sui trattenimenti e una lista di paesi sicuri per sminare così queste sentenze. Vediamo il caso Albania che viene riassunto su Repubblica. Intanto lunedì scorso una nave con a bordo 16 migranti è partita dall'Italia verso i due centri in Albania che sono stati voluti dal governo Meloni. Mercoledì l'attracco della nave. Dei 16 migranti 2 sono risultati minorenni e 2 vulnerabili, quindi non erano idonei ad essere trattenuti. Giovedì il loro rientro in Italia, gli altri 12 sono rimasti in Albania. E poi è qui il nodo: venerdì i giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma non hanno convalidato i fermi di questi 12 migranti citando una sentenza dell'Unione Europea. Quindi sabato il rientro a Bari di questi ultimi migranti, questi 12 che sono nel Cara pugliese, e da qui appunto la reazione del governo. E poi dicevamo il caso di questo PM che in una mail definisce la Meloni più pericolosa di Berlusconi. La destra attacca un PM per lo sfogo sulla Premier. Schlein, stop vittimismi. Ecco, quelle sono state le parole. Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi, dobbiamo porre rimedio. Questa la mail shock del magistrato che Meloni ha pubblicato, e da lì appunto le ultime polemiche.
E poi La Verità invece titola così: i giudici tengono i clandestini in Italia e loro cercano di uccidere i poliziotti, quindi uniscono le due notizie, quella del rimpatrio dei 16 migranti con il caso del maliano che è stato ucciso. L'ennesima aggressione finisce in tragedia, morto a Verona appunto giovane maliano. Si moltiplicano i casi di extracomunitari fuori controllo. Ieri una troupe di Rete 4 salvata dai militari è il frutto di una gestione della politica immigratoria nelle mani dei magistrati che si arrogano il diritto di correggere il governo nel silenzio di Mattarella. Ti faccio vedere l'ultima notizia, sempre restiamo sulla prima pagina della Verità. Paralizzata per sempre a causa del vaccino dalla Pfizer, ma lo Stato nega l'indennizzo. Questa è la giovane, si chiama Emilia Padovano, com'era e com'è oggi, secondo questo quotidiano, per colpa del vaccino appunto Pfizer, anti-Covid, ricordiamo. Davvero una vicenda drammatica. Adesso però noi cambiamo argomento, diamo un'occhiata in diretta al tempo che fa, se state per uscire, vediamo se piove oppure no. Tra poco parleremo delle discariche a cielo aperto che purtroppo costellano Catania. Ci vediamo fra pochissimo. Buongiorno Sicilia, speriamo che sia bello soprattutto. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo stabile ed assolato al centro-nord. Sulle regioni meridionali invece ancora residua instabilità con qualche fenomeno sparso, fortunatamente non così intenso come quelli dei giorni passati. Qualche nota instabile infatti interesserà anche la Sicilia, non mancheranno comunque pause asciutte e qualche timida schiarita. I venti saranno ancora a tratti sostenuti con mari fino a mossi, specie al largo. Temperature massime comprese tra i 19 e i 24 gradi. Nel corso della giornata di martedì situazione pressoché analoga, ancora condizioni di marcata variabilità, con cieli a tratti coperti e qualche possibile fenomeno sparso. I venti soffieranno ancora a tratti sostenuti con mari mossi, in particolar modo al largo, e le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con valori infatti che saranno ancora compresi tra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto, vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci in studio in diretta con Fabrizio Patania, che è il direttore del Consorzio Gema di Catania, il servizio di gestione dei rifiuti. Noi veniamo, prima che ci fosse questa ondata di maltempo, veniamo da un duro sfogo del sindaco trentino, che ha detto la situazione sta diventando snervante. Cito alcune frasi che abbiamo riportato nel corso del telegiornale, abbiamo anche sentito il sindaco. Nonostante l'apertura di nuovi centri di raccolta, dice il primo cittadino di Catania, l'organizzazione ha chiamata mediante piattaforme mobili per il conferimento di ingombranti, la situazione peggiora. E poi ancora raccogliamo 23 ore al giorno rifiuti sparsi abbondantemente ovunque. Quindi c'è la situazione snervante, dice il sindaco. Le chiedo, Patania, come sono cambiate le cose con le piogge di questi giorni? Hanno peggiorate o no? Spero. No, le piogge di questi giorni naturalmente hanno creato una situazione, in particolare nel nostro lotto, il lotto centro di Catania, una situazione molto difficile, ma siamo intervenuti tempestivamente. Già oggi la situazione è rientrata, quasi del tutto rientrata. E rispetto ai provvedimenti che in qualche modo, le misure che sollecita il sindaco, che prima di tutto un senso civico da parte nostra, a che punto siamo? Cioè ci sono state delle novità? Allora, è un lavoro molto lungo questo della sensibilizzazione e il senso civico da sviluppare in città. Naturalmente il passaggio dalla raccolta stradale con cassonetti al porta a porta è un passaggio che ha comportato
questa situazione di abbandono dei rifiuti a causa di una parte della cittadinanza che non si adegua a questo sistema e preferisce continuare a non separare in casa, si ostina a non separare i rifiuti e quindi a esporli continuamente a qualsiasi ora del giorno. Questo ci costringe, per mantenere un livello di decoro, a lavorare 23 ore al giorno e spesso a raccogliere rifiuti che non sono previsti da calendario, quindi rifiuti non differenziati che comportano un costo sia per l'azienda e quindi naturalmente anche per l'utenza, per il cittadino. Infatti il sindaco faceva riferimento anche alla percentuale di raccolta differenziata. A che punto siamo lì? Nell'800 siamo al 30% ormai stabilmente, che non è una percentuale alta, naturalmente siamo lontani da quelle percentuali iniziali del 7-8%, quindi è una percentuale differenziata minima che contribuisce a un risparmio notevole per il cittadino stesso. Complessivamente però il territorio di Catania, la città di Catania va a una percentuale superiore al 40%. 40%. Sì. Veniamo alle cose da fare. Il sindaco stesso dice ci saranno i nuovi vigili la prossima primavera, ma la repressione non può essere l'unica forma di reazione, cioè la sola risposta. E allora quali altre risposte si possono affiancare? Allora, tutte le risposte è sempre di più diffondere il messaggio dei servizi che forniamo all'utente, quindi in questi giorni su tutti i social e su tutte le testate, inclusa questa, e inclusa la pagina del sindaco, l'assessore Pesce e la direzione ecologia, hanno diffuso i numeri a disposizione dell'utente per smaltire qualsiasi tipo degli ingombranti. Poi voi avete un'app, naturalmente. Naturalmente c'è l'app Differenziamo Catania che è per tutti gli utenti di Catania, quindi si identifica, dopo averla scaricata l'utente si identifica, viene grazie al suo indirizzo viene localizzato e indirizzata la sua richiesta all'azienda di competenza. Quindi è un'app molto utile che anche in seguito alla diffusione di questi messaggi stiamo trovando un buon riscontro in questi giorni. Quindi la gente risponde. Ma quello serve per la differenziata o per che cosa? Sì, l'app serve a più cose, a prenotare il ritiro ingombranti, a segnalare eventuali servizi, a chiedere informazioni, quindi anche semplicemente inviando un messaggio di richiesta. E anche sempre nell'app l'utente può trovare il calendario di raccolta di esposizione e quindi di raccolta del rifiuto. Perfetto. E avete anche un numero WhatsApp dedicato. Qual è questo numero? Ce lo ricordate? Sì, il numero WhatsApp dedicato ne abbiamo più di uno, però immagino. Sì, ne abbiamo più di uno, però naturalmente è quello che riguarda il lotto centro, che è utilizzabile dall'utente in particolare con WhatsApp, ma può essere anche utilizzato per telefonare, il 328 00 65 690. 328 00 65 690. 65 690. Noi invitiamo l'utente più che a telefonare a inviare messaggi WhatsApp. Oppure anche utilizzare i social, quindi la pagina Facebook Catania Centro, Gema Catania Centro o Instagram. È possibile inviare un messaggio con Messenger per evitare di intasare le linee telefoniche. Certo. Il sindaco poi ai nostri microfoni ha annunciato successivamente una sorta di piano Marshall per quanto concerne le nuove forze di polizia municipale, i nuovi vigili, eccetera, eccetera. Piano Marshall vuol dire soldi, se uno ricorda bene la storia. In che cosa consiste? Cioè che cosa possiamo prevedere? Naturalmente è un'iniziativa dell'amministrazione comunale, il sindaco ha annunciato che i vigili che sono in fase di assunzione, una buona parte saranno dedicati a questa attività di controllo e repressione del territorio, fondamentale per far funzionare il sistema di gestione dei rifiuti. Noi ci aspettiamo, e tutti gli utenti si aspettano, un miglioramento netto da questo controllo del territorio. Per quanto riguarda la comunicazione, anche attualmente il controllo del territorio è affidato a un certo numero di persone che comunque garantiscono il controllo H24 e continuano a fare numerose multe. L'abbiamo visto in questi giorni. Ma adesso le faccio una domanda di cui abbiamo già parlato con il sindaco, volevo sapere se c'era qualche aggiornamento. L'idea, cioè la possibilità che ci possano essere, non dico in tutti i condomini perché so già che è costosissimo, ma che ci possano essere, come dire, dei contenitori in alcune zone, almeno in alcune situazioni, che possano consentire un più facile
come dite voi, conferimento anche della differenziata senza dover andare necessariamente in quelli centrali. È già previsto e noi Ecco. abbiamo tutte le attrezzature per fornire tutti i condomini dell'Ottocentro. Tutti i condomini. Tutti i condomini. Caspita. Il problema è semplicemente riuscire a individuare all'interno del condominio un'area dove collocare questi contenitori carrellati, perché I carrellati si chiamano, esatto. contenitori carrellati che poi vanno esposti a carico del condominio, vanno esposti e rientrati nelle fasce orarie dalle 20 alle 22:30 vanno esposti e poi vanno ritirati subito dopo. Questo è per la differenziata, giusto? Sì, sono tutti quanti per la differenziata, quindi plastica lattine, vetro, frazione organica, rifiuti indifferenziati. Indifferenziati. Questa è una bellissima notizia, credo estremamente positiva per tanti cittadini di Catania, come dire, anche un po' pigri, possiamo dire, no? Sì. Facilita questo. Sì, certo. Naturalmente il porta a porta, il vantaggio è che non è più necessario per l'utente neanche andare a trovare il cassonetto, ma il contenitore sotto casa. Ce l'ha sotto Quindi casa. È a tutti gli effetti un servizio ad altissimo costo. Immagino i costi saranno altissimi, ma i vantaggi saranno anche notevolissimi per noi. Sì. Posso provare a accennare una data? Per la distribuzione. Noi stiamo proseguendo in maniera continua e costante, quindi sempre di più i condomini sono serviti Quindi con i state contenitori. già... Sì, già da molto tempo. Continuiamo naturalmente a servirli, ma c'è tutta una procedura, una richiesta da parte dell'amministratore, un'approvazione in condominio per allocare i contenitori all'interno. A quel punto provvediamo alla consegna e da quel momento fa parte del sistema di raccolta a tutti gli la effetti. distribuzione dei carrellati nell'Ottocentro è in corso e sta per concludersi, Sì, insomma, addirittura. Serviranno ancora settimane, però basta fare richiesta a quei condomini che non hanno ancora ricevuto i contenitori, devono attivare la richiesta. Se non riceviamo la richiesta, naturalmente non procediamo alla consegna perché è un'attività che è di pertinenza del Molto importante. condominio. Io mi permetto di concludere con questo WhatsApp o telefono che è 328 00 65690 per mettersi in contatto con il consorzio Zema. Noi ringraziamo molto il direttore Fabrizio Grazie a Catania, voi. ci ha dato delle notizie positive, anche confortanti, malgrado la situazione che conosciamo tutti e che abbiamo visto anche con le immagini che venivano proposte dalla nostra regia mentre lei parlava. Grazie ancora, adesso ci fermiamo e parleremo tra poco invece di edilizia green, cioè delle cose che dobbiamo fare, i proprietari di immobili eccetera, per rimettere un po' a punto i nostri edifici e risparmiare come dire, verso la transizione energetica. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, c'è Roberta Cazzelli che è una scrittrice e al suo secondo romanzo, come si dice, noir? Noir, sì. Noir, vuol dire, una volta si diceva poliziesco, comunque è Indagine sotto il vulcano, la nuova inchiesta catanese di Mariolina e Manfredi, perché aveva pubblicato, ricorderete certamente l'anno scorso, Il delitto di Via Etnea, un'indagine a Catania di Mariolina e Manfredi. In questo caso prosegue, diciamo, proseguono le imprese dei due fratelli che si avviano verso il porto e fanno una scoperta impressionante. Ci fermiamo lì perché poi naturalmente non raccontiamo lo spoiler tutto. è sempre dietro l'angolo. Allora, in questo caso i protagonisti sono due amici, però nello specifico in questa indagine diciamo la tragedia succede proprio a questi due fratelli che escono per andare a pescare e poi insomma vivono delle vicissitudini particolari. Ho dimenticato di dire l'editore. Fratelli Frilli Editori. Fratelli Frilli Editori, Sì. Ed è ispirato a una storia vera? Questo romanzo è ispirato a una storia vera, esatto. Nel 2016 molti ricorderanno Vincenzo Cardì e Fabio Giuffrida partirono da Citrezza per una battuta di pesca, era quasi la vigilia di Natale e sparirono nel vuoto senza
senza tornare non trovarono resti della barca, non trovarono i corpi, niente, assolutamente. Non si è saputo più nulla. Assolutamente niente, quindi furono cercati per un paio di giorni, poi anche lì non ci fu una vera indagine e le famiglie tutt'oggi aspettano delle risposte, anche se ormai è passato troppo tempo. Certo, è una però è una vicenda assurda, dolorosissima, tragica, sicuramente ci sono anche dei risvolti abbastanza inquietanti dietro questa sparizione, però sono tutte ipotesi e io tenevo a dedicare a loro questo romanzo per non farli dimenticare. Bellissimo questo, noi ci uniamo, come dire, con la nostra solidarietà, avendone l'opportunità con Roberta Castelli, la solidarietà a questa famiglia così colpita, che ancora aspetta e che sicuramente ha passato anni di grande sofferenza. Ci sono tanti altri personaggi però qui. Ci sono tanti altri personaggi, sono i personaggi che ritroviamo dopo il primo romanzo, quindi a parte Mariolina e Manfredi, poi c'è l'ispettore Nicola che è amatissimo dai lettori, c'è Luisella, esatto, Luisella anche lei molto amata, insomma diciamo che c'è la naturale evoluzione poi come nella vita reale dei personaggi, quindi che crescono, cambiano e mi piace raccontarli man mano e poi ci sono i vari singoli episodi, in questo caso è dedicato e c'è la nostra meravigliosa città. Appunto questo volevo... È proprio ambientato in un periodo natalizio, quindi Catania è più bella del solito. Ecco, e quindi... ci stiamo avvicinando, grosso modo, quindi quando poi questo libro sarà ancora più diffuso sarà proprio il periodo giusto. E com'è questa Catania sotto il vulcano? È meravigliosa, questa Catania sotto il vulcano è meravigliosa, infatti l'ho ambientato proprio a parte per avvicinarmi al periodo reale proprio della sparizione di Vincenzo e Fabio, ma poi per regalare lo splendore che merita la nostra città, perché è già bella ma sotto il periodo delle feste, e c'è la nostra Etna che l'editore ha messo questa volta in copertina anche nel retro e Eccolo quindi qua. l'Etna si intravede. Comunque questi sono vapori che escono dal cratere. Diciamo che è una città chiaramente sempre piena di contraddizioni, quindi quelle esistono nella realtà, esistono anche nel libro, però in questo romanzo nello specifico la bellezza di Catania emerge meglio, nonostante poi la storia abbastanza triste, diciamo. E infatti in copertina, nella prima di copertina c'è proprio il porto, diciamo. Perché la storia esattamente inizia da lì e quindi... Perché la storia inizia proprio da lì. Da qui. Esatto. Parliamo un attimo di Roberta Castelli, come ha scoperto la sua vocazione di scrittrice? Ma diciamo banalmente che mi è sempre piaciuto, quindi ho sempre scritto, però è nata nella realtà quando ho sentito il bisogno di raccontare delle storie che la gente sta dimenticando, come in questo caso, quindi una sorta di necessità di dare giustizia rivalsa ai dimenticati. E quindi è quello che mi spinge a scrivere. Quando non ho la storia giusta da raccontare mi fermo e non scrivo, perché mi piace proprio come se fosse una missione. E alla fine sono sempre missioni, no? Quelle degli scrittori. Quindi cercare di mettere in luce chi magari non ha voce per parlare, in questo caso la famiglia dei pescatori, insomma, continua a cercare, no, di far riemergere quello che gli è successo, ma non vengono ascoltati, cioè sono proprio lì, dimenticati, abbandonati. Che in qualche modo richiama la realtà, ecco. Esatto, e quindi in questo caso per esempio ho parlato con Nicola, il fratello di Fabio Giuffrida, e mi ha ringraziato tanto, ha detto noi continuiamo a provare a dire aiuto, però non ci ascolta, e quindi farlo per loro mi fa stare bene. Beh, questo è molto, molto bello. E quello mi dà la spinta di scrivere e continuare come no. Quindi la scrittura anche come indagine reale. Io sono tuttora molto intollerante verso le ingiustizie, molto, troppo. E quindi è un'arma che ho, un'arma tra virgolette bella. Giusto. Cioè, e la utilizzo. Troppo anche intollerante, perché troppo? Ma perché tante volte si fa l'abitudine a tante cose, oppure si dice, come anche in questo caso, vabbè, ma ormai sono passati quasi 7 anni, ma ormai no.
perché è vero che non ci tocca in prima persona, però ci sono delle famiglie distrutte e continuano a piangere ogni giorno, Quindi vale anche un po' per tutti, no alla rassegnazione. No alla rassegnazione e no all'indifferenza. All'indifferenza, Sì. che un po' ci coinvolge purtroppo più o meno tutti. L'ultima domanda che vorrei farti... Posso sì, darti del tu? certo. Grazie Roberta. Però ci sono anche colleghi scrittori che ti influenzano, cui ti ispiri, che ti piacciono di più. No, sì, vabbè, scrittori ce ne sono tantissimi, ma in realtà il mio preferito in assoluto è ed era Zafon, che poi poverino ci ha abbandonato durante la pandemia e quindi non mi sono ispirata a lui, però in assoluto è il mio preferito. Poi ce ne sono tantissimi, per rimanere nel noir, comunque Lucarelli è un grande, quindi ecco, certo. lo leggo tantissimo. Tra l'altro ho avuto il piacere anche di conoscerlo, essere premiata da lui. È incoraggiata, immagino. Incoraggiata. Però cerco di, soprattutto quando devo scrivere, leggo anche meno per non farmi influenzare. Mi piace avere uno stile ed è rischioso in quei casi, no? Farsi contaminare troppo. Già, perché poi uno rischia di perdere esatto, di assomigliare, scopiazzare, quindi io no, cerco di rimanere comunque concentrata sulla mia scrittura. E Catania ha una crescita di giovane generazione di scrittori. Grazie per il giovane, ma io sono anche nonna, felicemente nonna. Complimenti, vabbè, ma si può essere... Una giovane nonna. È una giovane nonna. Catania sì, Catania ha tantissimi più o meno conosciuti, perché tanti sono conosciuti, molti altri no, però Catania continua a sfornare. Non mi metto in mezzo perché sarebbe mancanza di modestia, però insomma tanti colleghi bravissimi, sì. bravissimi si avverte, davvero. alcuni di loro abbiamo la fortuna di ospitarli qua, sì. Però si avverte che c'è un fermento giovanile. Esatto, ed è questo il bello dei catanesi, dei siciliani in generale, questa grande passione che hanno dentro, sicuramente influenzata dalla città, dal nostro vulcano, questa passione sfrenata che poi si riversa nelle pagine. La passione che ha vero. varie strade, in questo caso la scrittura. È vero. La passione di Roberta Castelli, indagine sotto il vulcano, la nuova inchiesta catanese di Mariolina e Manfredi, editore Fratelli Frilli. Nella prossima vita comunque vorrò fare o la criminologa o la poliziotta, e forse arriva da lì, perché non sono stata abbastanza coraggiosa da giovane. Mi sa che ci siamo quasi, quasi poliziotta qua. Quasi poliziotta, sì. Quindi non c'è bisogno di aspettare la prossima vita. Viva questa vita e viva la nostra ospite. Grazie. E complimenti per di cuore. Il suo lavoro. Allora noi adesso facciamo una breve pausa, vediamo, o mettiamo l'almanacco oppure parliamo tra poco di edilizia green. State con noi, buongiorno Sicilia. Ascoltate un po' che brutta avventura che ha vissuto questa ragazza di Roma di 20 anni in vacanza a Palermo. Le è esplosa in bocca la sigaretta elettronica mentre stava fumando e naturalmente le ha provocato una grave ferita alla bocca. Era in vacanza a Palermo, stava in piazza Olivella seduta lì con il suo fidanzato e è avvenuto lì un incidente che ha destato naturalmente allarme, oltre che questa grave ferita. L'esplosione, secondo quanto ha raccolto l'ANSA, sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria. Ecco, pensate, è il primo caso, credo, che si verifichi di un'esplosione di questo genere, di una tale gravità. Una ragazza che fuma la sigaretta elettronica che esplode in bocca a Palermo, lei è di Roma. Adesso le auguriamo naturalmente di rimettersi al più presto, che si possa, come dire, provvedere e rimettere a posto un po' la bocca, sperando che questo si possa realizzare. E così come adesso invece auguriamo buongiorno al nostro Marco Amato, che è lì alle prese con il suo caffè, che vediamo, nasconde la tazzina. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te. Abbiamo dei fiorellini lì nella tazzina, o sbaglio? Abbiamo dei fiorellini, delle righe e anche un intreccio di giunco sul manico della tazzina. Giunco. È una tazzina molto particolare. Esatto. Ma è carinissima.
Beh sì, ha anche una fattura e una storia un po' particolare perché con questa tazzina ti porto in Australia. È australiana, Oh, appunto, ma ha una tecnica molto particolare perché è una tazzina in rame con uno strato di ceramica e smaltata. Questa tecnica è una tecnica italiana che soprattutto il marchio Laurana di Pesaro ha reso letteralmente un'arte, creando dei piccoli gioielli che d'arredamento, ma che sono dei veri e propri pezzi d'arte. Ancora una volta, orgoglio manifatturiero che italiano. bello, complimenti, bene, bene. Che cosa ci dicono le stelle a inizio di settimana, Marco? Allora, a inizio settimana le stelle sono molto generose, anche perché oggi parliamo di una luna che si congiunge all'ambizioso Giove in Gemelli fine, ma che poi passa in Cancro. Ma facciamo un passo indietro, perché oggi ho preso in esame proprio una persona che ha goduto fortemente dei transiti gioviani e volevo infatti raccontare del caso zodiacale di Sydney Sweeney, che è un'attrice statunitense che è tra l'altro tra le più richieste a Hollywood in questo momento per la sua camaleontica capacità di calarsi in più panni molto diversi tra di loro. Infatti è stata attrice di Euphoria, un docufilm in cui si racconta della scoperta di una serie di ragazzi in relazione ai divertimenti notturni, alle droghe e agli alcol, quindi un'indagine un po' sociologica. Poi si cala nei panni di una bella bionda di una commedia brillante che è Tutti tranne te, ovvero la storia di un incontro finito dopo un giorno, ma che poi dopo qualche tempo si ripropone, e di qui tutta una serie di situazioni da commedia brillante che rendono questo film molto gradevole. Il tentativo adesso che ha molto incuriosito è il fatto che lei si calerà nei panni di una pugile famosissima, la signora Martin appunto, che ha una storia personale molto travagliata, quindi interpreterà questa campionessa rendendosi quasi irriconoscibile col trucco e col personaggio per questa interpretazione un po' fuori righe. Ecco, la capacità zodiacale della Sweeney è proprio quella camaleontica della Vergine. La Vergine è il segno della settorializzazione, riesce a compartizzare tutto e di più. È il segno più filologico che c'è, quindi agisce per categoria e si sa calare perfettamente nei personaggi diversi e vari che sa incarnare. Torniamo adesso alle stelle. La Luna appunto si congiunge a Giove, pianeta dell'abbondanza e re degli dei, pianeta anche della fortuna, Fortuna Maior è chiamato da noi astrologi. Cosa fa congiungendosi alla Luna? Irradia sicuramente grandi aspettative nei segni d'aria e di fuoco, ovvero Gemelli, Bilancia e Acquario hanno tirate d'ingegno veramente molto forti e ognuno dei tre oggi vuole iniziare la settimana in una maniera brillante, partendo o ripartendo la Bilancia, i Gemelli un po' a tutto campo, visto che sono proprio il teatro in cui avviene questa congiunzione. L'Acquario con le sue sorprese originali, ma con una voglia di novità per questi tre segni. Chiaramente Leone e Ariete ne godono maggiormente dei segni di fuoco, un po' meno chiaramente il Sagittario, perché c'è un'opposizione, il Sagittario è segno di Giove, ce l'ha in opposizione, si sente un po' derubato, quindi deve rivedere un po' di cose. Cosa fanno i Terra e gli Acqua? I Terra, Toro, Vergine e Capricorno godono di transiti molto interessanti perché i giochi di Saturno, Nettuno, Giove e la Luna che dinamizza tutto sono proprio quelli che rendono la Vergine particolarmente ambiziosa e sempre disposta a cambiare, ad adattarsi rispetto alla problematica o alla situazione che vive. Il Toro invece, che non si declina così tanto facilmente, vuole risistemare un po' economicamente tutta una serie di faccende, perché un Toro molto pratico per adesso, molto pragmatico, mentre invece il Capricorno ha poco da lamentarsi perché nonostante abbia avuto molti dubbi, i transiti vi stanno dicendo che adesso è tornato il sereno, quindi rilassatevi, godete e amate soprattutto proprio perché Venere sta per arrivare tra un po'.
Per ultimi gli acqua, cancro, scorpione e pesci. Questi transiti che oggi vedono Regina, la luna, che passerà proprio in cancro in serata, vedono il cancro protagonista di una grande fortuna e di una grande iniziativa. Oggi è una giornata fortunata, soprattutto nella sua seconda parte, un po' per tutto. Buone notizie allora per il cancro, tanto più allo scorpione, che proprio nella sua dimensione affettiva e nella sua dimensione del successo che trova ulteriore riscontro. I pesci invece oggi devono ordinare e fare sentire la propria voce, proprio perché devono dare una linea direttrice a tutta una serie di faccende che riguardano il lavoro, quindi fate la voce grossa e non pentitevene. E detto questo, auguro a tutti una buonissima giornata. Grazie. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buongiorno a te, evviva, complimenti per quella magnifica tazzina e buon caffè. Adesso è il momento del nostro almanacco e tra poco ospiti per parlare di edilizia green. Il 21 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell'Ascolto, un'occasione per promuovere l'ascolto come un'opportunità di sviluppo e cambiamento personale e sociale. L'ascolto attivo è un aspetto fondamentale delle relazioni interpersonali. Un buon ascoltatore presta attenzione non solo alle parole, ma anche ai toni, ai gesti e alla postura della persona che sta parlando, al fine di una buona comunicazione. La prima Giornata Mondiale dell'Ascolto è stata celebrata nel 2008 in Brasile ed è stata successivamente adottata da molti paesi in tutto il mondo. Ma che cos'è la pressione? La pressione è la forza applicata a una superficie divisa per l'area della superficie stessa. Può essere esercitata su ogni mezzo e da ogni mezzo, comprese acqua e aria. A proposito di acqua, nella fossa delle Marianne, il punto più profondo degli oceani, ci troviamo a 11.000 metri sotto il livello del mare e la pressione è 1099 volte quella che troviamo sulla superficie. Eccoci in diretta con Giuseppe Fazio e Nunzio Fazio che parleranno di come coibentare o isolare, diciamo così, edifici, appartamenti e quant'altro, secondo quello che prevede l'Europa. Che cosa prevede esattamente la direttiva Case Green, sì, che vuol dire verde, come sappiamo tutti, ma che in sostanza che vuol dire? Allora, la direttiva Case Green è una direttiva dell'Unione Europea che prevede sostanzialmente la diminuzione di consumo di energia da parte degli edifici, soprattutto privati. E quindi ha dato due paletti, uno al 2030, dove si deve ridurre di circa il 16%, e 2035 col 20-22%. Ecco, ma perché, come si fa a ridurre l'energia che produce uno stabile, un appartamento, un edificio? Intervenendo praticamente nell'isolare la casa, soprattutto. Quindi si vanno a creare le condizioni in modo da poter fare questo isolamento, soprattutto noi ci occupiamo di insuffraggio, e quindi quali sono le condizioni? Quelle di andare a isolare la casa dentro l'inteccapedine, cioè dire nell'inteccapedine viene messo del prodotto che noi mettiamo praticamente tramite una macchina, andiamo a riempirlo in modo da dare quella resistenza termica e acustica che va praticamente a aumentare le classi che... Adesso ci arriviamo più dettagliatamente fra un minuto. Ci sono delle agevolazioni previste, è vero? Sì, per fare queste operazioni che sono obbligatorie, poi diventeranno obbligatorie. I cosiddetti bonus. Perfetto, ci sono diverse tipologie di agevolazioni. Quelle che riguardano il discorso isolamento sono principalmente ecobonus e bonus ristrutturazioni. Ecobonus però va a scadere a fine anno e quindi poi passa, mentre adesso è all'aliquota maggiorata del 65%, dal 2025 scende al 36%. Mentre il bonus ristrutturazioni da pochi giorni è stato prorogato anche al 2025 al 50%. Al 50%? Sì, fino per tutto il 2025, però con alcune limitazioni, leggo qua, prime case, poi solo prime case
una riduzione del tetto massimo di detrazione, anche se questo è ancora da vedere se poi andranno a confermare o meno, ma comunque per il discorso isolamento termico ricordiamo che la maggiore agevolazione, diciamo quella più indicata, è quella dell'ecobonus, quindi quella del 65%, perché quindi entro fine anno andrà poi. Allora, un attimo fa Nunzio ci ha parlato di insufflaggio, che è una parola complicata, un po' particolare, ma che in realtà è la vostra specialità. Che significa? Allora, insufflaggio vuol dire andare a fare dei buchi nella parete, sia a un'altezza di circa 1 metro e sia sotto trave, e andare a intervenire con una pistola speciale collegata a un macchinario che pompa il materiale, come stiamo vedendo adesso, e andiamo a mettere praticamente nella fattispecie la fibra di cellulosa, che è un materiale altamente isolante e praticamente crea anche le condizioni interne in modo che vi sia un ambiente molto salubre. Ecco, perché questo isolamento è un isolamento di tipo termico, cioè per impedire che... ma anche acustico comunque. E anche acustico. Quindi nelle zone di maggior traffico, la casa messa vicino alle zone di traffico ne beneficia pure per quanto riguarda il livello acustico, quindi si va a ridurre di molto. Quindi in sostanza cosa succede? Questi interventi non li facciamo solo nei muri, li facciamo anche nei sottotetti, perché la dispersione avviene anche attraverso i sottotetti, e comunque facciamo altre lavorazioni, però dico la cosa principale è quello di andare a isolare soprattutto i muri e i sottotetti. E i vantaggi per gli utenti quali sono? Sì, allora intanto diciamo che l'insufflaggio è un'alternativa al classico cappotto. I vantaggi rispetto al cappotto, quindi confrontatelo con il diretto avversario, cappotto termico, quindi i principali vantaggi rispetto al cappotto sono intanto una riduzione dei costi dell'intervento, perché costa mediamente 4-5 volte meno rispetto a un cappotto. La velocità di posa, perché noi normalmente in 1 massimo 2 giorni abbiamo già fatto tutto il lavoro. Il discorso è che insuffliamo la fibra di cellulosa e comunque materiali altamente traspiranti che non vanno a creare problemi di condensa e di muffa, e quindi tutto un insieme e anche il fatto che può farlo il singolo condomino, quindi nel singolo appartamento, anziché farlo necessariamente in tutto il condominio, quindi avere anche questa Ma torniamo più in generale, coibentare o foderare, diciamo così, con materiale isolante ha un vantaggio, abbiamo detto, per l'acustica, ma soprattutto per il termico. Sostanzialmente quello che si fa è andare a diminuire le dispersioni che si hanno all'interno dell'immobile, quindi poi concretamente si ha intanto subito un risparmio energetico sia per il discorso riscaldamento che per il discorso raffreddamento, quindi durante tutto l'anno. Se io sono isolato utilizzo meno riscaldamento, quindi risparmio riscaldamento e quindi disperdo. E anche nell'ambiente, ne soffrisce anche l'ambiente, logicamente. Tutto l'ambiente. Ecco perché l'Europa ha cercato di fare questo. Perfetto. Allo scopo di farci consumare meno energia, e quindi inquinare meno, anche meno. E quindi cambiamenti climatici e tutto quello che noi diciamo che nel nostro piccolo possiamo diciamo che aiutiamo sia le nostre tasche che anche l'ambiente. E è molto importante capire questo, perché altrimenti uno pensa che hanno grilli per il capo questi qua a Bruxelles, in realtà ha una finalità molto concreta e molto importante. Quindi sono benefici per l'ambiente e benefici anche per chi vive, giusto? Logicamente. E i benefici perché logicamente intanto per il risparmio, il risparmio è la cosa necessaria, è la cosa che salta all'occhio subito, anche perché il nostro intervento ha dei costi molto limitati rispetto a quello che potrebbe essere un cappotto esterno o così via. Noi un appartamento di circa 120 metri quadri, che è il tipico appartamento normale, lo andiamo a coinventare con 2.500-3.500 euro in tutto. Quindi si ha la possibilità di portarla in detrazione al 65%, e noi ci occupiamo anche della pratica per quanto riguarda la detrazione, quindi abbiamo un nostro ufficio interno tecnico che va a istruire la pratica e la va a portare a fine. E quindi il cliente non si deve preoccupare, diciamo, di nulla. E poi un qualcosa di cui possono soffrire tutti, perché la cifra è abbastanza bassa, con la detrazione diventa ancora più sostenibile. Con i bonus, certo. E quindi
È una cosa che diciamo è diretta a tutti. Bene, ultima domanda che Sì. le faccio, Giuseppe Fazio, è a che punto siamo su questa, come dire, per l'edilizia green dalle nostre parti, in Sicilia, a Catania? Sì, allora diciamo che ultimamente c'è un po' più propensione a questi tipi di interventi, merito magari anche del super bonus o comunque di aver parlato in generale del discorso risparmio energetico. Ancora c'è molto da fare. Ma sicuramente nei prossimi anni ci sarà ovviamente un incremento sia dato ovviamente dagli obblighi di legge sia dato dalla consapevolezza dei clienti di andare a risparmiare e quindi di fare bene a se stessi. La necessità, però è un processo, come dire, utile e necessario, ma che richiederà ancora del tempo. Dobbiamo prevedere degli anni, forse. Sì, abbiamo iniziato nell'81, pensi allora come si pensava, era una cosa totalmente fuori dal completamente mondo. diversa rispetto a oggi, ma insomma adesso abbiamo capito un po' di più, ci stiamo dando da fare e speriamo di poterlo fare ancora prossimamente. Grazie a Con Giuseppe piacere. Fazio e a Nunzio Grazie, Fazio della Fazio Isolamenti che ci hanno spiegato un po' le necessità che riguardano i nostri edifici perché diventino sempre più green e abbiamo capito anche le ragioni per le quali l'Europa ci chiede di farlo. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci rivediamo fra pochissimo per Accade Oggi. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie a voi ancora. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico. È perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Un'occhiata ai quotidiani con la nostra Emanuela. Allora, vediamo intanto questa notizia. Vediamo la notizia del Corriere della Sera, da Hugh Grant a Spider-Man, la tribuna del Covo come un set. Gli attori di Hollywood, ospiti dei proprietari indonesiani del club, e quindi vediamo appunto che il calcio italiano che piace tantissimo anche agli attori stranieri. Bene, e adesso vi vorrei ricordare che il 21 ottobre del 2018 Se piovesse il tuo nome di Elisa conquista il primo posto della classifica Year One. Fin da subito il brano ha ottenuto un grande successo, diventando la canzone più trasmessa dalle radio italiane per 3 settimane consecutive. Il brano in realtà è stato scritto dal cantautore Calcutta, che certamente conoscerete. E con questo brano noi vi salutiamo. Se piovesse il tuo nome, vi auguriamo buona giornata e buongiorno Sicilia.